Buongiorno dalla redazione di Focus TG. Una violenta esplosione in un'abitazione nella zona di Valdagno. C'è un uomo gravemente ferito, gravi le ustioni che ha riportato. Potrebbe trattarsi di un probabile suicidio, un tentato suicidio. Andiamo in diretta da Daniele Garbin con il nostro operatore Simone Squarcina. A te, Daniele. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori, confermo siamo a Novale, una frazione di Valdagno, siamo in contrada in questo Pregrassi. Ecco, questo alle mie spalle, l'edificio che questa mattina verso le 6:30 è stato sventrato da un'esplosione, molto probabilmente una fuga di gas attraverso delle bombole. Ecco, la persona che abitava al suo interno, un quarantenne, è stato coinvolto in pieno dall'esplosione e soprattutto la parte del viso e delle mani, 12% del corpo, ed è stato fortunatamente risparmiato da ulteriori ferite che potevano pensare anche al peggio. Insomma, è stato portato immediatamente al pronto soccorso in codice giallo. Inizialmente, come avevi accennato direttore, era una situazione sembrava più grave, fortunatamente, e questo subito in questo momento sono appena andati via i vigili del fuoco e l'intervento si è concluso da poco. Ovviamente spaventati i vicini, insomma un'esplosione a quell'ora del mattino, soprattutto le famiglie a ridosso di questa abitazione sono un po' più precipitate fuori, massi e parte dei mezzi, vediamo che è stato coinvolto, sono arrivati dall'altra parte della strada. Ovviamente se fosse passato qualcuno a quell'ora sarebbe stato travolto. Ecco, una situazione delicata, diciamo, perché comunque la persona viveva da solo e aveva perso da poco i genitori. Ecco. Sono aperte un po' tutte le strade, ecco, sull'ipotesi dell'incidente o anche una fuoriuscita volontaria. Al momento non ci sono elementi che propendono verso la causa vera e propria. Sono in corso ancora le indagini e poi vedremo come si evolverà la situazione. Per il momento direi è tutto da Valdagno. Direttore, se non hai domande noi settiamo la linea allo studio. Grazie Daniele, se hai degli aggiornamenti richiedici la linea. Ovviamente potrebbe trattarsi di un probabile suicidio, come avete sentito, anche una situazione di un caso umano, una persona che era in difficoltà. Andiamo a Treviso, 2 fuochi accesi dai senza tetto nel piano interrato del parcheggio dal Negro che hanno fatto scattare l'allarme ed intervenire carabinieri e vigili del fuoco. Non ha fine il degrado e il pericolo che si percepisce attraversando il parcheggio dal Negro in via Venier. Al pian terreno, quello più riparato, 2 fuochi accesi dai senzatetto rimasti fuori anche dall'accoglienza di Monigo hanno fatto scattare una serie di allarmi. Prima quello dei cittadini richiamati dalla puzza, poi quello dei custodi e infine quello delle forze dell'ordine intervenute sul luogo. Il primo rogo domenica notte, il secondo lunedì nel tardo pomeriggio. I materiali bruciati vanno dalla plastica alla spazzatura, dalle coperte ai resti di cibo, un mix tossico che poteva allargarsi anche alle auto parcheggiate. Un dramma quindi che continua, del quale non si vede la fine e che preoccupa il sindaco, che nei prossimi giorni andrà personalmente a verificare la situazione di chi è rimasto all'addiaccio. Ho in programma nei prossimi giorni un sopralluogo non soltanto al Parco dal Negro, ma in un altro paio di situazioni dove mi sono state evidenziate delle criticità. L'obiettivo è quello di cercare di risolverlo. Ovviamente i numeri sono impressionanti e non può solo l'amministrazione farsi carico di tutto, però è altrettanto vero che parliamo di persone e quindi, come è giusto che sia, cercheremo di trovare delle soluzioni adeguate a quella che è la dignità delle persone. Il tema degli incendi, tra l'altro, dopo l'evitabile tragedia di Crans-Montana, è ben presente all'amministrazione, tanto che nei giorni scorsi il primo cittadino ha richiamato tutti i titolari degli esercizi commerciali a verificare le loro misure di sicurezza. Ho voluto semplicemente ricordare che oltre al profitto ci sono anche delle responsabilità e c'è un tema legato alla sicurezza dei più giovani, dei ragazzi che li frequentano per divertirsi. Ecco, se il divertimento deve essere divertimento e sicurezza, perché tutti i genitori vogliono questo, e devo dire che quindi è stato semplicemente un richiamo a rispolverare il libro delle regole della sicurezza perché si possa divertirsi però in totale sicurezza, facendo, ahimè, tesoro di quanto è successo in Svizzera. Sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI Veneto Mario
Conte. Andiamo a Bolzano Vicentino, dove alcuni banditi hanno fatto irruzione in un supermercato armati di pistole, poi sono fuggiti con un bottino imprecisato e caccia ai banditi. Non trapela ancora nessuna notizia ufficiale dagli inquirenti che sono alla ricerca dei responsabili della rapina avvenuta sabato sera ai danni di un supermercato lungo via Gorizia a Bolzano Vicentino. Secondo alcune testimonianze, una banda composta da almeno 3 persone ha fatto irruzione nel grande negozio poco prima delle 20, a ridosso dell'ora di chiusura. 2 uomini incappucciati armati di pistole hanno minacciato le commesse per farsi consegnare l'incasso della giornata, mentre il terzo complice restava a fare da palo all'esterno. Alcuni testimoni nel parcheggio, non direttamente coinvolti, hanno assistito alla scena allertando immediatamente i carabinieri di Thiene. Mi hanno detto che c'era una rapina in corso e che c'erano 2 incappucciati che puntavano la pistola contro le 2 cassiere. Quindi abbiamo chiamato i carabinieri e abbiamo fatto quello che potevamo, abbiamo soccorso una delle 2 commesse che erano molto provate ed è allucinante che si permetta tutto questo. Immediata è scattata la caccia all'uomo dopo che i 3 criminali sono fuggiti a bordo di una vettura col malloppo che non è stato ancora quantificato. Il veicolo è stato rinvenuto solo domenica mattina, poco lontano dal supermercato. Allibiti i clienti dopo la terza rapina avvenuta con modalità simili, l'ultima risale all'ottobre del 2024. Ho sentito le sirene sabato sera verso le 9:30, 10. Cosa pensate? Qualche incidente sulla statale, come tante volte succede. Ormai in questo momento che ci sono tutte queste rapine tra abitazioni, supermercati, eccetera, quindi penso che sia un po' preoccupante e speriamo che riescano a trovare il modo di sopperire a questa situazione. Rapinatori, ladri e poi anche i truffatori. A Biancade 2 anziani hanno messo in fuga un finto tecnico del gas. Andiamo in diretta da Cristian Arboit e Francesca Pezzo per la parte tecnica. A te, Cristian. Sì, direttore, da Biancade, ma ci siamo spostati anche a Treviso perché la cronaca è densissima in questi giorni. A Biancade 2 anziani quasi novantenni che nella giornata di ieri hanno messo in fuga proprio 2 finti tecnici del gas che avevano iniziato a spruzzare all'interno della loro abitazione dello spray a quanto pare urticante, che stava iniziando chiaramente a fare il proprio effetto. Tecnici del gas che si erano presentati in quella abitazione con delle tute da lavoro, con il contrassegno addirittura acquedotto, e che avevano detto ai 2 anziani che c'era una fuga in corso e che dovevano controllare anche le tubature all'interno dell'abitazione. Da lì i 2 anziani hanno aperto ai 2 finti tecnici del gas, ma a un certo punto la signora ha capito che qualcosa non stava andando per il verso giusto, soprattutto quando uno dei 2 ha estratto questo spray e ha iniziato a spruzzarlo per aria. Lì ha iniziato a urlare e ha messo in fuga questi 2 finti tecnici del gas che se la sono data a gambe levate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, poi è stato diffuso anche un alert via social da parte del genero della coppia di coniugi, da lì una giornata di mobilitazione appunto di allerta. Noi nel frattempo abbiamo cambiato location perché la cronaca è davvero tanta e siamo al bar Bistrò 188 di Viale della Repubblica a Treviso. È una delle arterie più trafficate della città. Ieri pomeriggio qui alle 17 una maxi rissa violentissima tra 2 gruppi di origine balcanica, 6 uomini in tutto, 4 da una parte, 2 dall'altra. Questa rissa, un vero e proprio regolamento di conti, è avvenuto qui davanti al bar. Questo è uno dei semafori più noti della zona. Potete immaginare alle 5 della sera quanto traffico, quanta gente. Fatto sta che questi
6 uomini sono venuti alle mani, calci, pugni, e a un certo punto è comparso anche un piede di porco. Il titolare del bar, Davide U, che al momento non c'è ma abbiamo delle sue dichiarazioni, Davide U, il titolare appunto, ha lanciato un allarme, ha subito segnalato l'episodio in presa diretta alla polizia, le volanti sono arrivate sul posto. Vi faccio sentire una brevissima dichiarazione di Davide U. È successo appunto questo episodio spiacevole dove appunto delle persone che frequentano questo ma in realtà frequentano altri bar si sono presentati qua e niente, hanno confrontato altri clienti e sono arrivati alle mani, e queste persone appunto frequentatori di altri bar si sono presentati qua con elementi contundenti, chiamiamoli così, e niente, noi abbiamo sempre cercato di tenere il bar più pulito e più più tranquillo possibile, perché essendo appunto ben frequentato abbiamo sempre cercato di schermare le persone che venivano a frequentare il bar, però infatti siamo molto dispiaciuti dell'episodio che sentiamo e siamo pronti anche a collaborare con le forze dell'ordine per cercare di catturare tutti questi soggetti che non dovrebbero essere liberi sulle strade della città. Queste le parole del titolare di Davide U, che ieri ha lanciato l'allerta sul posto, le volanti della Polizia di Stato che subito hanno iniziato a indagare sull'episodio. Vi posso dire che stanno scandagliando le immagini della videosorveglianza. Francesca Pezzo vi mostra le telecamere che sono presenti nell'area, telecamere sia pubbliche che private, sono puntate su ogni angolo di fatto di questa parte di Viale della Repubblica. Qui tra l'altro c'è l'incrocio con strada comunale delle Corti, per l'appunto tra le zone più trafficate e frequentate della città. Quindi le indagini proseguono, si deve capire appunto chi sono gli autori di tale violenza, perché chiaramente qui c'è apprensione e non potrebbe essere altrimenti. Per il momento è tutto da Viale della Repubblica, direttore con Francesca Pezzo, ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie. Era un servizio in diretta da Treviso su questa maxi RIS. Adesso andiamo a Mestre in diretta da Ilaria Marchiori e dall'operatore Sandro Ponca, perché c'è stata un mini market trasformato in una fumeria clandestina. A te, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui proprio di fronte a questo mini market, tra l'altro allestito in un ex negozio di parrucchiere in una laterale di via Piave a Mestre, all'interno del quale era appunto stata allestita una fumeria. Il nucleo cinofilo pronto impiego della polizia locale è entrato in questo negozio per effettuare dei controlli, tra l'altro arrivati dopo varie segnalazioni e denunce di movimenti sospetti riconducibili proprio al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti arrivate da alcuni residenti della zona. E una volta all'interno hanno trovato ben 8 cittadini africani intenti a fumare hashish e a consumare residui di cocaina proprio all'interno di questo negozio, naturalmente al riparo da occhi indiscreti, come potete immaginare, all'interno di un'ulteriore stanzetta proprio qui nel negozio. Quindi una volta entrati gli agenti della polizia locale, dove si sentiva chiaramente l'odore di cannabis e anche di hashish, come avevamo detto, hanno trovato e identificato questi 8 uomini africani che erano seduti su tavoli e sedie con bottiglie di birra, tra l'altro a disposizione, e diverse dosi di sostanza, tra cui appunto dicevamo marijuana, hashish, ma anche cocaina. Dunque ulteriori confezioni
munizioni sono state poi trovate per terra, nascoste dietro la carta da parati, individuate anche grazie all'intervento dei cani antidroga. Questi stranieri sono stati segnalati alla prefettura, mentre la titolare dell'esercizio, denunciata per violazione dell'articolo 79 del testo unico sulle droghe e aver allestito parte di queste stanze adibendole appunto a fumeria all'interno di questo mini market allestito a sua volta in un ex negozio di parrucchieri. Dunque l'attività delle forze dell'ordine, in questo caso della Polizia Locale di Venezia, continua per cercare di dare sicurezza ai cittadini, sicurezza che sempre più dicono mancare, soprattutto i residenti della zona, non solo di Via Piave ma anche di altre zone di Mestre, come abbiamo sentito in particolare in questi giorni. Una situazione che è stata denunciata proprio dalla CGIL. Allora sentiamo che cosa hanno detto in questo servizio. Io da Mestre restituisco la linea allo studio. Paura di prendere un autobus, di muoversi nel centro della nostra città, a orari non tardi la sera. Una situazione che denunciamo con forza perché è fuori controllo. A Mestre la sicurezza è diventata un'emergenza quotidiana soprattutto per chi lavora. Lavoratrici e lavoratori non possono vivere con la paura di uscire la sera a prendere un autobus o rientrare a casa dopo il turno. A lanciare l'allarme la CGIL di Venezia, che parla di una situazione ormai fuori controllo, resa evidente anche dall'istituzione della cosiddetta zona rossa nel centro città. Scegliere di far diventare zona rossa il centro della città semplicemente certifica il fallimento del governo del territorio, della garanzia della sicurezza. La sicurezza è un diritto delle persone, la sicurezza è un diritto delle lavoratrici e dei lavoratori, dei pensionati, degli anziani, che devono potersi muovere, andare a lavorare nella nostra città senza avere paura. Al sindacato arrivano segnalazioni sempre più frequenti e preoccupanti. Negozianti, addetti dei pubblici esercizi, raccontano di timori concreti nelle ore serali e notturne, ma la paura riguarda anche molte persone anziane che evitano di recarsi in banca o in posta per timore di aggressioni. Emblematica la situazione di Piazza Ferretto e delle aree limitrofe. Servono investimenti nei presidi di polizia locale, nella prossimità, come nella presa in carico delle situazioni di disagio. E questo è il degrado a Mestre. Vediamo a Bassano del Grappa, dove anche qui non mancano episodi di cronaca nera, furto. C'è stato un furto al market di via Marinali con il titolare che ha inseguito i ladri in biciclette, sono tutti minorenni. Ladri in azione al market di via Marinali in pieno centro storico a Bassano, sono tutti giovanissimi. È la quinta volta che il negozio viene preso di mira. L'ultimo colpo in ordine temporale sabato sera. Il titolare è corso dietro i ragazzini in bicicletta per fermarli. Sono entrati in 4 e 5, fanno un po' di confusione, alcuni in modo tale da distrarre la cassiera, alcuni di questi vanno verso le bibite alcoliche, si aprono il giubbotto, si nascondono quando quello che è la bibita alcolica, escono. Questa volta la ragazza ha sentito proprio che il rumore del vetro e il rumore della zip e gli ha detto fermi, io so che avete rubato, ho sentito che vi siete nascosti. Loro sono scappati via, nel mentre lei è riuscita a chiamare il mio compagno che è arrivato subito, gli ha corso dietro, ma dopo un'ora e mezza di corso, pur avendo chiamato sia i vigili che il commissariato, li ha riusciti a beccare alla stazione delle Corriere. Sono arrivati il commissariato e i vigili, hanno trovato questi ragazzi, fortunatamente la ragazza li ha identificati e pertanto adesso vedremo cosa succede, gran parte sono minorenni. Certo è che c'è rabbia perché 5 volte, 5 colpi nel giro di pochissimo tempo. Sì, c'è molta rabbia, dispiacere per questi giovani, rabbia per noi e più che altro perché questi furti sono sempre più frequenti. Minorenni che agiscono in branco per farsi forza, incapaci di darsi una misura, arrivando a sfidare gli adulti, ma solo nel caso il gruppo si trovi davanti a un'unica persona. Ti affrontano e tanti di questi però girano con il coltello, quindi c'è anche il pericolo di essere aggrediti.
Suo marito è corso dietro a queste persone in bicicletta? È corso dietro in bicicletta, sì, per fortuna, però loro si nascondevano fra le macchine, fra i cespugli, poi era buio, per cui non tutte le strade erano illuminate, pertanto ha fatto quello che ha potuto. Però ha rischiato grosso? Ha rischiato grosso, sì, infatti gli è stato detto che ha rischiato grosso. La città è tanto cambiata, non c'è sicurezza per noi titolari, ma per i dipendenti stessi, ma anche per i cittadini. È difficile, è preoccupante per una città come Bassano. E furti tra Mareno e Santa Lucia, resta nel mirino via Campana una lunga strada tra i campi. Sono pochi i residenti che sono riusciti a sottrarsi all'azione dei ladri e cresce ovviamente l'esasperazione. Vado a letto presto e ho sentito la persiana tirarsi su, alzarsi e ho preso paura perché sono qui da solo e questo sto andando e dopo ho acceso le luci e non ho più visto niente. Non sono nemmeno le 9 di sera quando in via Campana, Mareno di Piave, ignoti tentano l'irruzione. Il proprietario di casa si trova al piano terra, evita il faccia a faccia accendendo semplicemente la luce. Con ogni probabilità i ladri pensavano che dentro non ci fosse nessuno. Poi la segnalazione ai carabinieri e non si tratta della prima volta. 2014-2015 ancora 2 volte lì. Una volta ho riuscito a mandarli via, una volta ho trovati dentro in casa. È la politica che va così, è le cose che sono così e basta. Non cambia niente. Ma in via Campana non c'è solo rassegnazione, ci sono anche rabbia e una certa dose di esasperazione. È da mesi che la zona è nel mirino, il primo raid nel luglio scorso, quando vennero visitate diverse case. Sono passati in giro qua, che bel discorso. Qui a me per fortuna no. Comunque lo dica pure che c'è pure il fucile qua. Non si intimora. Regolarmente, tranquillamente, nessun problema. Qua se si presentano c'è qualcosa per loro. È ora che irrigidiscano un po' le leggi, è ora di finirla che la gente va per le case a rubare, a far malanni, far morire i vecchietti per le case, quello che è. Chiaro? Nell'azienda del giovane Yuri Marcon i ladri hanno portato via del gasolio e questo l'autunno scorso. Il problema è che c'è troppa libertà, perché noi quelli che sono venuti quella volta a rubarci il gasolio sapevamo chi erano, però purtroppo non gli fanno niente. Come mai sapevate? Perché avevamo il furgone, avevamo le targhe, avevamo tutto, perché quella sera là li abbiamo visti. Però una volta che fai la denuncia, dopo non c'è il dopo, manca il dopo. E così in tanti stanno correndo ai ripari. Abbiamo messo gli antifurti sulle case, teniamo sempre accese le luci, non so, ci chiamiamo se magari sentiamo qualcosa. Però, insomma, è brutto sentire queste cose. Qua è una roba incredibile. Cosa si deve fare? Fino a che li prendono oggi e domani sono fuori. Abbiamo messo antifurti, telecamere, che una volta si poteva lasciare la porta aperta, ci si conosceva tutti. Speriamo bene, che non ci facciano del male più che sia, quello è il problema. Oggi in regia ci sono Mattia Pizzaia e Andrea Basso e adesso andiamo in diretta da Monica Smiderle e l'operatore Tommaso Migotta a Bassano del Grappa, perché c'è un parco pieno di siringhe, di degrado, c'è anche del sangue. A te Monica. Sì, buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dicevi bene, ancora sangue, ancora siringhe, ancora degrado. Siamo nel brolo di Palazzo Bonaguro, questo parco molto frequentato da famiglie e da bambini che si trova in centro a Bassano del Grappa. Già qualche settimana fa si era verificato un altro episodio, ancora del sangue, ancora delle siringhe abbandonate. Adesso si è riproposta la situazione. Con noi c'è il presidente di quartiere Angarano, Luca Maria Kenneth. Presidente, allora una situazione di degrado che ovviamente non è accettabile e naturalmente vi preoccupa.
Sì, ci preoccupa perché siamo a praticamente 200 metri dal Ponte Vecchio di Bassano e il fatto che in questo momento il parco si presenti in questo modo non è sicuramente simpatico. Le siringhe ci preoccupano, come ci preoccupano le bottiglie rotte, ci preoccupano le immondizie, i preservativi usati che ci sono e tutto quello che ci arriva. Quindi invito anche i cittadini bassanesi, gli angaranesi, che se dovessero vedere hanno perfettamente a disposizione il numero del quartiere, poi noi lo faremo presente alla polizia locale, alle forze dell'ordine per intervenire. È un'area verde sicuramente molto amata, ma voi avete chiesto maggiori controlli, un presidio più importante da parte soprattutto della polizia locale di Bassano, ma situazioni di degrado continuano a riproporsi, quindi? Invito la polizia locale nell'organico, il signor sindaco, a organizzare un presidio con qualche frequenza in più di passaggio da parte delle forze dell'ordine, soprattutto a piedi, perché il fatto di far sentire che c'è la presenza è un ottimo deterrente e probabilmente va a disincentivare quella voglia di fare cose che non vanno bene qui in parco. Ci sono delle telecamere, c'è un sistema di videosorveglianza che è stato installato dall'amministrazione comunale, ma evidentemente, Presidente, non è sufficiente perché abbiamo visto anche nelle nostre immagini quel sangue e quella siringa che naturalmente sono segnali preoccupanti, soprattutto perché i bambini vengono a correre in questo parco a giocare. Sì, è il polmone verde che abbiamo in Angarano ed è bello vedere quando si sentono anche i ragazzi che giocano, i bambini che ci giocano, i cani che sgambettano. Però dobbiamo fare in modo che questo parco funzioni. Le telecamere ci sono un ottimo deterrente, però correre a fatto accaduto non sempre va bene. È un'ottima metodologia, però dobbiamo riuscire a intervenire possibilmente facendo un po' di prevenzione. Maggiore prevenzione, più controlli da parte della polizia locale, questa è la situazione che vi abbiamo raccontato dal brolo di Palazzo Bonaguro a Bassano. Ringrazio il presidente del quartiere Luca Maria Kenneth, la linea torna allo studio. Grazie a Monica Smidere e a Tommaso Migotte. Adesso apriamo la pagina della politica e poi torneremo alla cronaca. Il terremoto che è stato provocato dall'abbandono di Roberto Vannacci, generale che era vice segretario della Lega e che se n'è andato praticamente sbattendo la porta. Sentiamo le reazioni ieri in Consiglio regionale. Direi nulla salus extra ecclesiam e quindi alla fine si è sempre verificato così. Si affida al latino a una massima attribuita a San Cipriano. Alberto Stefani, raggiunto dalla notizia dell'addio ufficiale di Roberto Vannacci alla Lega, mentre si trova in Consiglio regionale per parlare di autonomia. Non c'è salvezza fuori dalla Chiesa, dice Stefani, quando la Chiesa è ovviamente il carroccio. Quello in atto del resto è uno scisma con il generale vice di Salvini che ha rotto un indugio. A metà pomeriggio, dopo ore frenetiche, il messaggio social con Futuro Nazionale che diventa un nuovo soggetto politico. Proseguo da solo, lontano da impicci e compromessi, la frase ribattuta dalle agenzie. Non un gesto di impeto, contemporaneamente viene diffuso quello che ha tutta l'aria di essere un programma orgogliosamente di destra e sovranista. Deluso e amareggiato la prima reazione di Salvini, mentre Stefani, dopo la citazione latina, si affida alla Realpolitik. Credo che ognuno poi risponda delle proprie scelte e abbiamo visto che fuori dal partito chi cambia casacca non ha gran fortuna. Di certo Vannacci resta a Bruxelles proprio in virtù del seggio messogli a disposizione da Salvini. Tra i leghisti c'è già chi vorrebbe un suo passo indietro, le dimissioni da europarlamentare. Io credo che chi ovviamente ricopre una carica grazie ad un partito dovrebbe ricordarsi di quel movimento. Quindi credo che ognuno poi risponda delle proprie azioni davanti ai cittadini. In Lega di fatto la notizia era attesa, in pochi strabuzzano gli occhi, in tanti invece sembrano tirare un sospiro di sollievo. E non sono sorpreso che non c'è nulla di nuovo sotto il sole, che la conferma, vista la lunga carriera che ha avuto in Lega, ovvero neanche un anno,
che è la conferma che ha preso atto di essere un colpo estraneo, probabilmente aveva altro progetto, non ha trovato il giusto substrato per farlo crescere in Lega e oggi decide di camminare con le sue gambe. Bene, è un'ottima notizia, io spero che sia vera, proprio perché insomma con lui se ne possa andare anche tutto quel caravanserraglio di affermazioni così lontane dalla cultura della Lega, che ci hanno fatto più male che bene. Zaia e Marcato esultano per l'addio di Vannacci. In fondo bastava poco candidarsi alle europee, così il problema non sarebbe mai esistito. La stoccata che sa di rendezvous di Giuseppe Paolin, responsabile organizzativo veneto del Carroccio, si sommano mal di pancia. Dà invece voce agli amministratori e all'esercito dei sindaci. Il primo cittadino di Gaiarine, leghista doc, Diego Zanchetta. Se faccio un pensiero così direi proprio zero, cioè, escludo che ci sia qualcuno che lo possa seguire. Ha fatto la sua scelta e se questa è la sua strada non si è identificato nella Lega o la Lega non si è identificata in lui, è giusto che le strade si separino. Attenzione però, il fattore Vannacci non riguarda solo la politica nazionale che già guarda alle elezioni del 2027, ma pure gli equilibri immediati in regione dove ogni voto pesa. Una volta archiviato il monocolore zaiano, Stefano Valdegamberi, decano a Palazzo Ferrofini, è più che possibilista. Le idee generali sono le mie idee, ma sono le idee di una certa parte del centrodestra. Poi faremo una valutazione, parlerò con lui, con altri e valuteremo cosa fare. Io credo che Vannacci abbia deciso di uscire dalla Lega dopo che sia stato spinto fuori dalla Lega, perché lui ha trovato un ambiente ostile che per mesi e mesi continuano ad attaccarlo e a spingerlo fuori. Il retroscena e gli interrogativi sono dietro l'angolo. Stamattina uno nel motoscafo mi dice: ma allora quando è che se ne va via? Quasi avessero la voglia che se ne andasse. Io avrei preferito che Vannacci rimanesse nella Lega. Non ritengo molto diverso la posizione di Vannacci a quello che diceva un certo Gentilini a Treviso o altre persone al quale spesso si richiamano i nostri capi della Lega locale, e quindi trovo un po' quasi una persona che faccia dell'ombra, che non dia fastidio, quasi un impedimento. Così Stefano Valdegamberi. Ieri sera Focus, una pioggia di messaggi pro e contro l'abbandono del generale, tantissimi coloro che ritengono che sia l'uomo giusto che dovrebbe prendere per le redini il paese con una destra più dura. Andiamo a Belluno da Fabio Fioravanti, che è in compagnia di una militante del nuovo movimento, a questo punto Partito Futuro Nazionale, di Roberto Vannacci. A te Fabio. Grazie direttore, abbiamo scelto questo luogo a Belluno, nella biblioteca Crepadona, perché qui alle mie spalle, se vedete, c'è la tomba di Caio Flavio Ostilio, tra l'altro un generale romano, e questo nome fa parte della storia di Vannacci a Belluno, perché la team leader del movimento al contrario ha intitolato, lo ricordiamo, forse avete anche le immagini di quel giorno, questo team a Caio Flavio Ostilio, da generale a generale. Perché lei ha scelto di rimanere con Vannacci? Perché ho scelto di tornare definitivamente a casa. È stato un percorso, quello nella Lega, un bellissimo percorso di cui sono grata soprattutto a Belluno e alla Lega bellunese, che mi hanno accolto quando non avevo più casa. Era il partito più vicino alle mie idee. Con Vannacci, con il generale Vannacci, per me è un ritorno alle origini. Tra l'altro Vannacci le ha già detto dove e quando presenterà il suo manifesto. Certo, il generale presenterà questa sera a Modena, dove aveva già in programma un evento al Teatro di Modena, e infatti diamo a lui, come giusto che sia, l'onore di presentare il nuovo partito, il programma e le motivazioni. Quando lei mi dice che presenta il manifesto in un evento che era già organizzato a prescindere, dà il senso di un'uscita in tempi quasi non previsti. Esatto, non erano tempi previsti. Il generale, ecco, sarà lui a spiegare le motivazioni di questa decisione quasi oserei dire improvvisa.
Lei ne è stupita o se l'aspettava? Purtroppo me l'aspettavo. Per quale motivo? Dico purtroppo perché non era più possibile avere attacchi tutti i santi giorni alla figura del generale e soprattutto lasciamo perdere piccole realtà come quella bellunese, dove io non ho mai avuto nessun problema come Vannacciana all'interno della Lega, però ci sono stati team dove venivano ogni santo giorno isolati dalla possibilità di fare politica. A Salvini, che ha detto mi aspettavo da un militare, da un generale, sentimenti e atteggiamenti quali la lealtà, il rispetto e l'onore traditi da questo gesto, lei cosa risponde? No, il generale non ha tradito, il generale ha resistito e da buon incursore è arrivato il momento in cui non poteva più resistere. Però a Pontida aveva detto ben altro. A Pontida il momento era diverso e gli attacchi non erano stati feroci come gli attacchi degli ultimi giorni. Non dimentichiamo che si era già partiti, diciamo, non troppo bene. Alle europee Zaia e Federica dichiararono noi voteremo soltanto veneti. E già questo non era di certo un benvenuto alla figura del generale Vannacci, che poi ha avuto il successo che ha avuto e a cui la Lega dovrebbe essere grata, a cominciare da chi oggi è in Europa e vabbè, non voglio dire altro perché... Però, se lei ricorda i successi bisogna ricordare anche i fallimenti come la Toscana. La Toscana non è stato un fallimento del generale, la Toscana è stato un fallimento di chi da leghista non ha fatto votare Lega e ha fatto la guerra a tutto lo staff che aveva messo sul generale Vannacci. Diciamo le cose come sono. E allora, con questa notizia che diamo in anteprima di Vannacci che a Modena presenterà il suo manifesto, se dallo studio direttore non ci sono domande, noi abbiamo concluso. Grazie molte Fabio. Fabio Fioravanzi e l'operatore Stefano Bozzi. Ne abbiamo parlato ovviamente anche ieri sera a Focus. Tra gli ospiti c'era anche Marzio Favero che insieme a Roberto Marcatto, Gianantonio Darè, lo stesso Luca Zaia che ha parlato di un corpo estraneo, hanno sempre criticato la presenza del generale Vannacci all'interno della Lega. Sentiamo cosa ha detto ieri sera Marzio Favero. Non credo che questa scelta nasca dai fatti di Torino, credo che sia nella logica delle cose. Come lei sa, e forse anche gli spettatori se lo ricorderanno, io dicevo fin dall'ingresso nel partito che Salvini, dal suo ingresso nel partito, che Vannacci non c'entrava nulla, né con noi, né con la nostra storia, né con la nostra sensibilità, né con le nostre visioni federaliste. Era una figura che Salvini, in un momento di grave necessità, aveva pescato perché intercettava voti al fine di frenare l'emorragia di voti di cui stava soffrendo il movimento anche per colpa sua. Non dimentichiamo che Salvini è quello del papete, scelta che ci ha condannato a un declino che dura da anni, poi è quello che ha fatto saltare il governo Draghi cavalcando due cavalli, da un lato quello del governo. Dovevamo stare dentro quel governo di unità nazionale per salvare i fondi PNRR, ma dall'altro dando ragione al Meloni che era in minoranza, cosa che ha consentito alla Meloni peraltro di intercettare un bel po' di voti perché è salita nei mesi di consensi nei mesi del governo Draghi. Salvini, quando ha contribuito a far saltare il governo Draghi, ha ritenuto che Vannacci, che aveva all'improvviso assunto una grande notorietà grazie agli intellettuali di sinistra che si erano scandalizzati per il suo libro autopubblicato, come ve ne sono peraltro tantissimi, quindi non riesco nemmeno a capire come si sia creata quell'onda di popolarità intorno alla figura del generale Vannacci. Comunque Salvini ha deciso di candidarlo per consolidare un attimo le posizioni del partito, ma fin dall'inizio è apparso chiaro che il Vannacci pensiero era inconcepibile con la storia della Lega. Io mi ricordo di Bossi che urlava dal palco: noi discendiamo dalla Resistenza, siamo un partito federalista proprio perché ci riteniamo eredi della Resistenza e nulla c'entriamo con la porcilaia fascista. Queste le parole del Lomberto
della Lega dei primordi, no? Cosa c'entra un Vannacci sovranista? Peraltro anche sulla svolta sovranista c'entra Salvini. Anche qui mi pare che da tempo non ne indovini nemmeno una. Quindi la sorpresa non è tanto che Vannacci se ne sia andato, la sorpresa è che qualche mese fa sia stato nominato vice segretario del partito senza aver fatto nessun percorso all'interno della struttura della Lega, perché di solito per diventare componenti attivi della Lega ci vogliono 2 anni di quarantena, no? Allora, questo era Marzio Favero ieri sera a Focus, e vediamo il Consiglio regionale dove si procede al lavoro per l'autonomia, e a breve si chiuderà l'accordo su 4 materie. L'ha annunciato il Presidente Stefani ai consiglieri. Per il Partito Democratico però l'autonomia è soltanto una scatola vuota. Sentiamo che cosa è successo ieri in Consiglio. La delega all'autonomia è un percorso che ho seguito in prima persona, prima come relatore del disegno di legge approvato nel 2024 e poi come Presidente della Commissione bicamerale sull'attuazione del federalismo fiscale, che è un altro filone di riforme che prosegue e che porterà di benefici al nostro territorio. Il lavoro per l'autonomia in Veneto procede, a breve si chiuderà l'accordo su 4 materie. L'ha annunciato il Presidente Stefani al Consiglio regionale, spiegando i vantaggi concreti che porterà l'intesa prima di passare all'ok finale della Conferenza Stato-Enti Locali e delle Camere. Si tratta di sanità, protezione civile, professioni e previdenza complementare integrativa. Un passo in avanti, commenta il Presidente del Consiglio regionale Zaia, ma ricordando che le materie in tutto sono 23. Si va avanti nella direzione di trattare con il governo. Questo è un passaggio fondamentale perché ho firmato una preintesa prima della fine del mio mandato e la preintesa è sostanzialmente una pietra miliare da un punto di vista giuridico. Adesso con questo mandato di oggi che verrà dato al Presidente Stefani potrà andare a concretizzare questa firma e a chiudere questa prima partita di 4 materie. Dopodiché ricordo che la Costituzione prevede la possibilità di trattare su 23 materie e noi, in virtù del mandato che ci hanno dato i Veneti, 2.328.000 Veneti, quel 22 ottobre 2017 ci hanno detto andate avanti andando a votare al referendum. Ecco, questo mandato è un mandato chiaro, trattare su tutte le materie. Stefani ha sottolineato come ciascuna delle 4 materie possa portare benefici diretti al Veneto. In sanità, ad esempio, l'accordo permetterà di utilizzare in modo più efficiente le risorse del Fondo Sanitario Nazionale, sbloccando oltre 17 milioni di euro. Per la protezione civile, invece, il Presidente di Regione potrà assumere il ruolo di commissario in caso di emergenze nazionali o introdurre ordinanze speciali. Sulle professioni, la Regione potrà aggiornare gli elenchi professionali, riconoscere qualifiche straniere più rapidamente e includere oltre 20.000 operatori economici ora privi di adeguata qualifica. Infine, la previdenza complementare integrativa, che sarà gestita direttamente dalla Regione con la possibilità di promuovere fondi specifici e garantire più autonomia nella gestione per i dipendenti regionali e del servizio sanitario. Ma per il capogruppo del Partito Democratico e portavoce dell'opposizione Giovanni Manildo, l'intervento di Stefani, definito in piena continuità con Zaia, è un esercizio di pura retorica che non sposta di 1 millimetro la realtà dei fatti, ovvero dice che l'autonomia resta una scatola vuota. Servizio di Ilaria Marchiori. Adesso andiamo a Padova da Marta Zate e da Cristian Roque Allende, il nostro operatore, perché una storia di un dodicenne, un alunno di 12 anni che alle scuole medie ha insultato il suo professore dandogli dell'omosessuale. Andiamo da Marta Zate. A te, Marta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, un insegnante stanco di ricevere insulti perché omosessuale si è rivolto alle forze dell'ordine per denunciare la cosa e anche al dirigente scolastico, perché appunto un alunno di 12 anni lo aspettava fuori da scuola e urlava davanti a tutti che era gay. Lui ovviamente non è rimasto fermo, si è mobilitato insomma per denunciare questa cosa.
e noi abbiamo appunto ricostruito tutta la cronaca di questo spiacevole evento. L'insegnante ha anche denunciato questa cosa sui social nel profilo della comunità LGBT, e è arrivata anche la denuncia da parte del referente della comunità che chiede che venga istituita la lezione obbligatoria sull'educazione affettiva nelle scuole. Nel servizio la ricostruzione di quanto accaduto, e poi la linea può ritornare allo studio. Mi urlava gay davanti a tutti. A denunciare gli insulti a sfondo omofobo all'uscita di scuola è il 26enne Elia Scattoloni, insegnante di musica. Il docente, residente a Piombino Dese, in servizio alla scuola media di Villa del Conte, ha presentato un esposto ai carabinieri per una serie di insulti ricevuti tra settembre e ottobre dello scorso anno da un alunno di 12 anni. Secondo quanto riferito, uno studente lo avrebbe aspettato all'uscita dell'istituto per rivolgergli offese a voce alta in presenza di coetanei e passanti. Non si tratterebbe di un episodio isolato, come spiega il professore sui social. Dopo aver informato la dirigenza scolastica, l'insegnante ha deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine, ritenendo il comportamento particolarmente grave e potenzialmente pericoloso sul piano educativo e sociale. Sono un docente di scuola media. È successo che un ragazzino dodicenne mi aspettava fuori da scuola per urlarmi la parola gay davanti ai suoi compagni. Non solo per un giorno, ma è successo per ben 2 volte, finché io mi sono stufato e ho avvertito sia la preside sia i carabinieri e ho proceduto a fare un esposto. Perché ho fatto un esposto? Perché credo sia un episodio gravissimo. Se a 12 anni dici gay al tuo professore in piazza, vicino alla gente seduta nei tavolini dei bar, vicino ai tuoi compagni, cosa farai a 14 anni, che cosa farai a 18 anni, non oso nemmeno immaginare. Una grave vicenda che riaccende il dibattito sul rispetto e sulla prevenzione delle discriminazioni in ambito scolastico. L'accaduto al professore gay in Veneto è inaccettabile. Questo dimostra quanto è importante l'educazione all'affettività e contro le discriminazioni, che dovrebbe essere obbligatoria. Per questo rinnovo l'appello al Parlamento al fine che renda obbligatoria l'educazione all'affettività, ma non solo. Anche la Regione Veneto in questo caso potrebbe dare un esempio, magari promuovendo l'educazione all'affettività in tutte le scuole della Regione Veneto e sostenendo le scuole che decideranno di fare questo percorso. Soprattutto bisogna insegnare ai giovani che bisogna, fin da bambini, bisogna avere rispetto per gli altri, uomini, donne, di chiunque si tratti, bisogna avere rispetto. Diamo una storia dove purtroppo non c'è stato un briciolo di rispetto, perché è finita con un femminicidio. La veneta Gloria De Lazzari, uccisa e forse violentata, è successo a Manchester in Gran Bretagna. Sono stati disposti nuovi accertamenti, a giorni il risultato dell'autopsia. Un delitto efferrato che si è consumato nell'abitazione di Gloria De Lazzari, da anni residente a Manchester. Emergono ogni giorno nuovi inquietanti particolari. La donna, 45 anni, originaria di Roncade, soffocata, sarebbe stata anche accoltellata. Nel suo corpo ci sarebbero ferite d'arma da taglio. Eseguito l'esame autoptico. Le fonti investigative con i quali ho contatti mi hanno confermato che è stato delegato al coroner, che ha già effettuato un primo esame autoptico, un approfondimento, e quindi è stato disposto un secondo esame autoptico. Il motivo di questo secondo accertamento potrebbe essere quello di chiarire se la donna sia stata anche violentata. Si aggraverebbe così la posizione di James Moulton, il 33enne accusato dell'omicidio di Gloria. L'uomo comparirà davanti al giudice il 13 aprile per l'udienza di formalizzazione della dichiarazione dell'imputato, colpevole o innocente, in questo caso con una riduzione della pena e per la preparazione del dibattimento. Il processo dovrebbe iniziare il 20 luglio. Gloria è stata trovata senza vita il 19 gennaio scorso. Gli investigatori stanno ricostruendo quel terribile giorno. La porta era chiusa, segno che forse proprio la vittima ha aperto al suo assassino. Moulton abitava nella stessa zona della 45enne, un vicino di casa. Cosa sia scattato e perché lo diranno gli accertamenti e le indagini degli investigatori. Moulton era stato condannato a 12 anni di reclusione per un altro grave reato. Aveva strangolato, secondo gli investigatori, accidentalmente la 16enne Anna Person, che era fidanzata di un suo amico. Ora è in carcere con l'accusa di omicidio volontario, un delitto terribile e per il momento senza alcuna motivazione. Servizio di Daniela Sizia, e vediamo la storia delle due
delle 2 persone morte nel carcere dei 2 palazzi di Padova la scorsa settimana. Su quella di Matteo Ghirardello, di 34 anni, la famiglia chiede che sia fatta piena luce. La procura ha aperto un fascicolo e sabato ci sarà l'autopsia. Ufficialmente si sarebbe trattato di un suicidio. È sicuramente stato un colpo per me a livello anche personale, essendo un mio assistito di oltre 10 anni. Era una persona che conoscevo molto bene, una persona che peraltro stava terminando di scontare la sua pena ed era in procinto di avviare con me una domanda di affidamento in prova. Avrebbe concluso gli ultimi anni della pena fuori dal carcere Matteo Ghirardello. Letizia De Ponti lo aveva sentito sereno sul futuro, preoccupato per la sua situazione a 2 palazzi e per l'aggressione che aveva subito di recente. Non si dà pace, come la mamma di Matteo Ghirardello. 34 anni, originario di Romano de Zelino, l'uomo si sarebbe tolto la vita giovedì scorso nella sua cella. Sulla sua morte la procura di Padova ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Sabato sarà eseguita l'autopsia. Chiederemo alla procura di indagare sulle ultime ore e sugli ultimi giorni di vita di Matteo Ghirardello. Perché? Perché il ragazzo nei giorni scorsi era stato picchiato da un gruppo di altri detenuti. E picchiato in modo molto pesante, tanto che aveva un ginocchio malmesso. Aveva anche scritto alla mamma una lettera datata 16 gennaio, ma arrivata solo 9 giorni dopo. La mamma, avendo un ragazzo che esce dal carcere, dando le disposizioni delle sue ultime volontà, è chiaro che si era preoccupata e mi aveva chiamato la sera prima, a dire il vero senza dirmi precisamente per la lettera, dicendo che suo figlio aveva paura. C'è da capire che cosa è capitato in quelle 3 ore per arrivare lì, se è arrivato da solo, se è stato istigato a farlo o se è successo altro. Chiaramente noi non possiamo che confidare che la giustizia faccia il suo corso e facciano tutte le indagini del caso. Ecco, per noi l'importante è dare dignità a questa morte e dare delle risposte. Davanti al carcere è tornata la protesta con un presidio dei centri sociali insieme a Cobas e Rifondazione Comunista contro l'inferno carcerario. Basta morti di Stato, lo striscione appeso di fronte a 2 palazzi. La mobilitazione continua anche da parte della politica, con Elena Ostanel, consigliera regionale di AVS, che ha presentato un'interrogazione. Dopo i fatti gravissimi accaduti a Padova abbiamo depositato oggi una richiesta di audizione in Commissione Quarta di tutti i soggetti competenti rispetto alle politiche carcerarie in Veneto, perché non basta più ascoltare ogni anno la relazione del Garante che ci dice che la situazione carceraria in Veneto è fuori controllo, con tassi di sovraffollamento altissimi. Ora è tempo di agire. Servizio di Chiara Gaiani. Tanto è caccia ai banditi che l'altra notte hanno tentato l'assalto al Postamat in centro a Chiarano. I delinquenti sono stati messi in fuga dai carabinieri e hanno lasciato l'ordigno inesploso all'interno della fessura del Postamat. Vediamo. Verso l'1:30 che ero a letto e praticamente ho sentito di forti rumori, no? Come se io ho pensato che c'era qualcuno ubriaco fuori, e 2 o 3 volte, poi basta. Ma che tipo di rumori? Metalli? Sì, metallici, sì, metallici, sì. Colpi che nel cuore della notte hanno tirato giù dal letto diverse famiglie qui in centro a Chiarano, dove l'assalto al Postamat è fallito grazie all'arrivo tempestivo dei carabinieri, allertati prima da un residente, poi dal sistema di allarme delle poste, il cosiddetto colibrì. Scatta anche la sirena. 3, forse 4 gli uomini entrati in azione, incappucciati, hanno tentato anche di oscurare le telecamere per poi posizionare un ordigno nella fessura del Postamat. La tecnica con polvere pirica è quella famigerata della marmotta, ma il lavoro viene lasciato a metà. La fuga anzitempo della banda criminale lascia il dispositivo praticamente inesploso. Toccheranno agli artificieri dell'arma sia l'operazione di disinnesco che la messa in sicurezza del piazzale. C'erano i carabinieri appostati davanti alla posta e c'era tutto transennato con il cordone rosso e bianco. Tanto vale che tira via sto bancomat, perché qua saltiamo a parare a tutti prima o dopo.
L'ordigno è ora sotto sequestro, non si esclude che dalle analisi sul manufatto artigianale possano arrivare indicazioni utili per risalire i responsabili. La caccia è aperta, i delinquenti sono fuggiti in auto. Per Chiarano un altro grave episodio: 2 mesi fa l'assalto nella vicina villa della famiglia Anzanello, nel febbraio scorso la sparatoria al bar con il tentato omicidio di un 29enne, tutto nell'arco di poche decine di metri. Sono cose che vogliono, ti fanno vivere un po' nella paura. Si va avanti, però si è sempre sul chi va là. Se noi andiamo in altri stati c'è anche più difficoltà nell'ingresso di tante persone, invece l'Italia va sempre tutto bene. Poi quando si vedono queste cose vengono sempre un po' tanti perché, tanti punti di domanda. Tra la sparatoria qua al mulinetto, tra i casini che succede al supermercato, qua siamo ciapai proprio quei bombe. Siamo ciapai quei bombe, è proprio così. Abbiamo sentito il sindaco di Chiarano De Pieri e poi anche Eric Anzanello, della famiglia Anzanello, la cui villa nella vicina Mansuè è stata assaltata dai banditi. Arriveranno 14 telecamere, verranno posizionate agli ingressi del territorio comunale per monitorare sia Chiarano che Fossalta-Maggiore, per cui ogni automezzo potrà essere verificato. Parliamo di telecamere di ultima generazione. Telecamere di ultima generazione con lettura targhe e segnalazione in caso di auto rubate. La presenza di un sistema di videosorveglianza efficace fa in modo, non dico di fermare completamente, ma di allontanare in altri territori i malintenzionati. Abbiamo una grande attrattiva per i delinquenti che vengono qui a fare le peggior cose. Sinceramente io ho paura per la popolazione, per la cittadinanza. Qui ci sono tante famiglie che abitano, avere una sparatoria con un asilo lì, la posta qui e poi sulla stessa posta vengono a fare esplodere un banco, ma con numerose famiglie che abitano sopra. Speriamo che la cosa cambi meglio, perché così non si può andare avanti. Confido in misure più sicure dall'alto, dalle istituzioni, che ci aiutino ancora di più. Proprio l'aggiunta di queste telecamere è dovuta al fatto che siamo un comune a forte rischio. Servono misure specifiche ma anche misure generali. La legge va cambiata, la legge sulla legittima difesa, l'articolo 31, sono cose che vanno riviste se vogliamo dare una svolta, altrimenti rischiamo di andare sempre in peggio, visto l'evolvere della situazione. Istituzioni, politica devono darsi da fare. E a Treviso torna la zona rossa da sabato per 60 giorni. Questa volta sarà allargata a via Dandolo e via San Zeno e si estenderà fino al quadrante di piazza Borsa. Sentiamo il sindaco Mario Conte. È stato deciso di fatto da sabato di istituire la zona rossa. Come da suggerimento del sottoscritto è stata allargata al quadrante di piazza Borsa verso il centro storico e al quadrante dietro la stazione dei treni, quindi via Dandolo e una parte del quartiere San Zeno, laddove a seguito della prima zona rossa si erano verificate alcune situazioni dovute evidentemente allo spostamento, quindi una risposta concreta a quelle che sono le richieste dei cittadini. Torna la zona rossa, stavolta allargata anche a quelle aree che nel precedente provvedimento non avevano trovato posto, come le 2 vie dietro la stazione e l'area di piazza Borsa, incluse via Zorzetto e via Fiumicelli. Il provvedimento è stato adottato nella mattinata dopo un vertice con il prefetto Angelo Sidoti e su spinta anche del questore Alessandra Simone. Durerà 60 giorni e il sindaco si dichiara particolarmente soddisfatto per l'interazione con i cittadini che gli hanno spesso richiesto questa misura che aumenta la sicurezza percepita. Ricordo che la prima zona rossa ha portato all'allontanamento di circa 6 individui, quindi non numeri clamorosi, però ha avuto il grande merito di aver sensibilizzato anche la percezione di sicurezza, cosa che è stata molto apprezzata da cittadini e commercianti.
Il sindaco chiude anche la polemica con Fratelli d'Italia, che già mesi fa chiedeva l'allargamento nella zona nelle aree oggi oggetto del nuovo provvedimento. Chi se la prende col sindaco perché poteva essere fatto prima ancora non ha capito che l'istituzione della zona rossa è di competenza del prefetto. Quindi se dicono si poteva far prima, mi dispiace che se la prendano col prefetto, che si sta impegnando molto. Le forze dell'ordine avranno quindi qualche strumento in più per effettuare controlli e adottare misure coercitive come DASPO e allontanamenti. Le aree interessate sono quelle, oltre della stazione, anche di lungo Sile Mattei e Corso del Popolo e poi l'intero quadrante di Piazza Borsa, comprese via Zorzetto, via Fiumicelli, via Pescatori, via Santa Margherita. Resta invece esclusa via Collalto. Un provvedimento, scrive il prefetto, preso per assicurare la tranquillità anche durante il Carnevale e la Pasqua, eventi che naturalmente richiamano in città molti turisti e visitatori. Laddove c'è dialogo e confronto e non c'è scontro, si ottengono dei risultati importanti e credo che questa sia la strada giusta se vogliamo lavorare tutti per il bene comune. Servizio di Elena dal Forno, vediamo anche le reazioni. È una lente di gradimento che l'avevamo già suggerita noi, giugno dell'anno scorso, anno 2025. Oggi vediamo che tale suggerimento è stato preso in considerazione, quindi siamo contenti. Fratelli d'Italia applaude al ritorno della zona rossa a Treviso con una forma allargata ad altre aree rispetto al primo provvedimento, come lo stesso partito già mesi fa aveva richiesto, riaccendendo il dibattito all'interno della maggioranza. La sicurezza non è uno slogan ma una responsabilità, aggiunge Cogo, che però poi assicura non esserci alcuna tensione nell'alleanza di centrodestra. Io sinceramente non credo che ci sia nessuna polemica, anzi ripeto siamo perfettamente in linea e siamo concordi con l'amministrazione, anzi ritengo che la zona rossa deve essere vista come un risolvere il problema, non arginarlo, quindi è una cosa positiva. Di tutt'altro tenore la reazione del Partito Democratico, una decisione che rappresenta una risposta parziale e temporanea ad un problema complesso, una scelta che appare dettata più dalle tensioni interne alla maggioranza che da una strategia strutturata. Commenta il capogruppo in Consiglio Comunale Stefano Pelloni. Il nodo centrale, continua, resta irrisolto. La carenza strutturale di forze dell'ordine sul territorio. Dal 2011 ad oggi a Treviso sono andati in pensione circa 150 operatori che non sono mai stati sostituiti. Il sindaco deve battersi con determinazione per ottenere un rafforzamento stabile degli organici in città. Servono poi, conclude Pelloni, investimenti concreti su strumenti di prevenzione fissi. Militarizzare la città, anche se lo chiedono i cittadini, è veramente l'ultima e l'unica soluzione che può trovare questa città nel momento in cui ci sono delle zone che non sono controllate. Io credo che, come ha detto perfettamente il nostro capogruppo nei giorni scorsi, io credo che bisogna andare a monte, questo è solo spostare il problema. Io credo che bisogna trovare una soluzione sociale con la collaborazione dell'ULSS, delle scuole, con un lavoro che va fatto contestualmente. La vicepresidente del Consiglio Comunale di Treviso, Antonella Tocchetto. Andiamo in pubblicità a pochi minuti con i nostri registi Mattia Pizzaia e Andrea Basso. A tra poco, state con noi. Ancora cronaca, un incidente questa notte a Rovolon. Vediamo. È ricoverato in gravi condizioni il 22enne che a mezzanotte si è scantato con la sua auto a Rovolon in via Pozzetto all'altezza dell'intersezione con via Frassanelle in direzione Bastia sui Colli Euganei. Il giovane è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e soccorso dai sanitari del SUEM 118. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Teolo per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, alla guida di un Audi A6 Avant, sarebbe uscito di strada da solo, terminando la sua corsa contro il muro di recinzione di un'abitazione. Il conducente è stato portato d'urgenza all'ospedale di Padova in codice rosso e prognosi riservata. Le condizioni sono tuttora molto critiche. Al momento dell'incidente il ragazzo era solo in auto. Servizio di Francesco Rattai. Vediamo adesso uno sciatore che ha provocato una slavina percorrendo un fuoripista. È stato salvato dalla polizia ma denunciato per disastro colposo. Denunciato uno sciatore che ad Araba ha ignorato come lo sciare fuori dalle piste nelle loro adiacenze sia vietato.
Se non causa danni, chi lo fa va incontro a una sanzione amministrativa, ma se invece si creano pericoli si può configurare il reato di disastro colposo. È quanto accaduto a un 35enne rodiggino responsabile domenica scorsa di aver causato una slavina della larghezza di circa 20 metri. Gli operatori della Polizia di Stato, del Servizio di Soccorso Piste e Sicurezza in Montagna, lo hanno soccorso dopo che era stato travolto dalla slavina che lui stesso aveva causato e dopo averlo messo in sicurezza lo hanno denunciato all'autorità giudiziaria. La regola che forse allo stato attuale è più trasgredita dagli sciatori è quella del fuoripista, perché purtroppo abbiamo constatato che in molti si avventurano nei fuoripista e poi nei fuoripista finiscono per essere sommersi dalla neve. Fortunatamente ad oggi sono stati tratti tutti in salvo dagli operatori dei comprensori sciistici, gli operatori del Servizio di Soccorso Piste e Sicurezza in Montagna della Polizia di Stato. Di un fuoripista pericoloso, ma in questo caso per loro, si sono resi protagonisti nello scorso weekend anche 2 sciatori stranieri soccorsi dopo l'allarme lanciato dagli amici scesi a fondo pista. Uno dei 2, un 65enne olandese, aveva perso uno sci scendendo fuori pista all'Ibinalongo del Col di Lana in Val de Masola sotto il Sas-Chapelle, zona Passo Pordoi. L'uomo aveva un inizio di ipotermia e l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore ha effettuato il recupero a circa 2200 metri di quota, trasportando lo sciatore all'ospedale di Agordo per gli accertamenti del caso. Servizio di Fabio Fioravanzi e vediamo come si possono e si devono in qualche modo prevenire gli incidenti sulle piste da sci e quanto propone la Questura di Belluno con una campagna informativa indirizzata proprio verso coloro che amano questo sport. Sicurezza sulle piste da sci. Alla Questura di Belluno fanno capo i comprensori di Cortina, Arabba, Falcade, Selva di Cadore e Palafavera, che a questo scopo sono stati dotati di una serie di banner nei quali, in lingua italiana e inglese, sono indicate le regole fondamentali che ogni sciatore deve rispettare. Le trasgressioni possono avere conseguenze sul piano amministrativo, ma anche, in taluni casi, su quello penale. Ci preoccupa un po' quindi di sensibilizzare gli sciatori ad adottare quelle che sono le cautele a partire dal casco, dall'assicurazione e soprattutto, come abbiamo la nostra indicazione sulla guida sicura con le autovetture, dobbiamo anche darla sullo sciare sicuri, perché quando si va a sciare sia un puro divertimento e non poi una tragedia causata da chi scia senza consapevolezza. Gli operatori della Polizia di Stato, del Servizio di Soccorso Piste e Sicurezza in Montagna prestano il loro servizio dando ausilio nell'evenienza in cui vi siano sciatori da soccorrere a seguito di scontri, per fortuna sempre più rari, come di cadute autonome. Il loro servizio è però anche finalizzato ad un'attività di prevenzione, volta a far sì che gli sciatori indossino il casco, ora obbligatorio anche per i maggiorenni, abbiano con sé l'assicurazione, che non fa parte dello ski pass, e rispettino le fondamentali regole prudenziali. E sono giorni frenetici in vista dell'inizio dei Giochi Olimpici invernali. È stata ieri la volta della inaugurazione del Centro Coordinamento Soccorsi. Sentiamo. Inaugurato il nuovo Centro Coordinamento Soccorsi, realizzato presso la sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno. La sala operativa provinciale di protezione civile un tempo era collocata presso il 14° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Belluno, poi sono stati reperiti i finanziamenti necessari per la realizzazione della nuova sede del CCS. Queste sono strutture fondamentali per, in questo caso per le Olimpiadi, per ospitare la sala interforze, quindi una sala di controllo interforze, ma lo sono ovviamente anche per le tecnologie, per la composizione con cui è stata realizzata questa sala, che diventerà il giorno dopo le Olimpiadi centro di coordinamento di fatto delle emergenze gestito dalla Prefettura. I lavori, avviati nel corso del 2022, sono stati recentemente ultimati anche in previsione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, tanto che si è convenuto in sede di Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica di utilizzare il CCS quale struttura da adibire anche a sala operativa interforze, destinata al coordinamento delle operazioni di sicurezza e vigilanza in occasione dell'evento olimpico e paralimpico. C'è da sottolineare come
nasce questa struttura non come un semplice edificio, ma come risposta ad un'emergenza. Si parte da Vaia e si dimostra quindi come in Veneto un'emergenza può essere trasformata in una resilienza strutturale, cioè viene realizzata una struttura che permette di intervenire, di coordinare le forze ogni qualvolta si verifica un'emergenza. Ad ospitare la struttura è la caserma dei Vigili del Fuoco, che da sempre in casi come quello citato di Vaia operano in sinergia con la Protezione Civile. Siamo onorati di ospitare questa struttura all'interno della nostra sede centrale di Belluno. Poi non solo per noi ma per tutto il sistema di sicurezza significa avere intanto una tecnologia di ultima generazione, quindi una sala altamente performante in termini proprio di apparecchiature, ma soprattutto che gli operatori siedono vicini l'uno all'altro di tutte le forze che poi fanno soccorso, e quindi questo aumenta l'efficacia del soccorso. Al termine la benedizione del Parco Mezzi, schierato di fronte alle tantissime autorità civili e militari intervenute per un momento da considerarsi quasi storico. Oltre 46.000 controlli dei carabinieri forestali del Veneto nel 25, dai controlli sulla fauna a quelli sull'inquinamento di acque e suolo, l'impegno anche in montagna per rilevare i rischi di possibili valanghe. 660 reati, più di 2.000 illeciti amministrativi per un importo complessivo delle sanzioni pari a 1 milione di euro su un totale di oltre 46.000 controlli effettuati nel 2025. Questi numeri del bilancio dell'attività dei carabinieri forestali del Veneto, un andamento in linea con quello degli anni scorsi e che ha visto nell'anno passato un grande impegno nei controlli per tutelare le aree boschive, salvaguardare paesaggi ed ecosistemi. Particolare attenzione è stata riservata al monitoraggio di suolo e acqua soggetti ad alto rischio inquinamento. Quindi le acque, il suolo, nelle loro componenti che poi costituiscono le basi per l'ecosistema, per la crescita delle diverse specie, oltre anche a quella della sicurezza delle popolazioni che vivono nei territori montani e non solo, perché ricordiamolo che l'attenzione delle popolazioni che vivono in montagna poi significa qualità di vita di quelli che si trovano nelle pianure. I carabinieri forestali si occupano anche di questioni particolarmente sentite come quella dei lupi nella provincia di Vicenza e ora avvistati anche nei colli euganei. Grazie a fototrappole, prelievi organici e studio delle tracce vengono monitorati i loro comportamenti e la presenza di fauna selvatica. Aumentati lo scorso anno anche i controlli per evitare il commercio illegale di animali d'affezione. Abbiamo riscontrato ad esempio nella nostra attività anche questo fenomeno che è l'importazione illegale da parte di cuccioli che provengono da altre nazioni europee. Persone giustamente animate dal sentimento di avere un cucciolo in casa magari si avventurano agli acquisti, poi offrendo di fatto la possibilità a chi fa un commercio illegale di introdurre nel nostro paese animali che non hanno, diciamo, quelle caratteristiche per essere introdotti. I carabinieri forestali sono impegnati anche nel monitoraggio meteonivometrico e di previsione del pericolo valanghe nelle nostre montagne, che in questi giorni hanno gli occhi puntati di tutto il mondo grazie alle Olimpiadi di Milano Cortina. È un grado di pericolo valanghe che impone attenzione nella valutazione dei singoli pendii eventualmente da attraversare da parte degli escursionisti che affrontano la montagna invernale. Non è presente tantissima neve al suolo, ma la modalità con cui è caduta, la frequenza delle nevicate, le condizioni anche meteorologiche con cui è caduta ne determinano una pericolosità non trascurabile. Carabinieri forestali, abbiamo parlato delle forze dell'ordine per gli incidenti a Torino, ieri il ministro Piantedosi ha fatto una relazione in cui ha snocciolato i dati non solo relativi al brutale pestaggio di un agente di polizia, ma al ferimento di altri 100 componenti delle forze dell'ordine. Sentiamo.
Siamo di fronte ad una strategia che mira ad innalzare il livello dello scontro con le istituzioni e che attraverso i disordini e la violenza punta a compattare la galassia anarco-antagonista e a galvanizzarne gli aderenti. Il ministro dell'Interno alla Camera parla di un innalzamento di livello dello scontro che per certi versi, e pur con delle varianti, richiama dinamiche squadristiche e terroristiche, riferendosi ai fatti di Torino durante il corteo per il centro sociale a Scatassuna. 108 uomini delle forze dell'ordine feriti, 27 persone sottoposte a fermo, 3 arresti, tra questi anche il 22enne accusato di aver preso parte al pestaggio dell'agente del reparto mobile di Padova, Alessandro Calista. Nell'informativa alla Camera, Piantedosi rende omaggio agli agenti feriti, poi sferra l'attacco politico contro chi sfila accanto ai violenti. I disordini di sabato confermano il vero volto degli antagonisti ospiti dei centri sociali occupati abusivamente, talvolta anche grazie a coperture politiche ben identificabili. Credo che chi sfila a fianco di questi delinquenti finisce per offrire loro una prospettiva di impunità. Il video del poliziotto padovano, rimasto solo e accerchiato dal gruppo di manifestanti, immortala le fasi più dure degli scontri che hanno segnato la manifestazione di sabato a Torino, come racconta anche il caposquadra del reparto mobile di Padova, Pierpaolo Corda, che rivive i momenti in cui i suoi uomini venivano attaccati da più punti. È come è capitato purtroppo in quel frangente là che ci hanno spuntati tutti i manifestanti da tutte le parti e ci siamo ritrovati appunto accerchiati. Siamo persone umane e la paura c'è sempre. La paura ci deve essere perché è una cosa che ti salva. La paura ci deve essere, siamo persone umane come tutti quanti. I ragazzi comunque stanno bene, sono a posto e questa è la cosa che mi rende felice. Questa è la cosa, anche su quei momenti là, stati attimi, tra virgolette, un po' pesantini, diciamo, ecco. Abbiamo vissuto momenti un po' pesanti. Corda, segretario veneto del sindacato di polizia FSP, ribadisce il rischio corso dai suoi uomini. Intanto la premier Meloni nelle scorse ore ha riunito il Consiglio dei Ministri per valutare nuove norme da inserire nel decreto sicurezza. Il governo ci sta mettendo, diciamo, la sua faccia e noi siamo contenti di questo. Questa è una cosa che il nostro decreto sicurezza ci tutela ancora di più e noi questo va solo che piacere, ovviamente. Questo è quello che vogliamo, che abbiamo sempre sperato e penso non solo le nostre sigle sindacali ma tutte le sigle sindacali. Servizio di Valentina Visentin, ancora un po' di pubblicità. Nuovo in diretta con Focus TG, andiamo a Rossano Veneto dove secondo il sindaco Marco Zonta i lavori per la nuova piazza della città stanno diventando una barzelletta. Sentiamo. Aria Di Malo ha ancora la direzione dei lavori della piazza, l'ingegner Riegel è il direttore dei lavori della piazza, hanno semplicemente segnalato al comune che la situazione che hanno trovato è più complessa di quello che avevano ipotizzato all'inizio quando avevamo concordato con loro il rapporto di lavoro, insomma, quindi si aspettavano un certo tipo di percorso, il percorso è più difficile di quello che avevano ipotizzato, ce l'hanno comunicato. Su questo non è cambiato nulla. Non è cambiato nulla, dichiara il sindaco di Rossano Veneto Marco Zonta dopo la notizia che la ditta Aria avrebbe lasciato l'incarico, anche se qualcosa in realtà è accaduto, probabilmente legato alle criticità che riguardano il cantiere della nuova piazza. Sulla piazza ci sono 2 vertenze giudiziarie che sicuramente non stanno aiutando lo scorrere e il trascorrere rapido dell'iter. La ditta Aria è certamente una ditta strutturata che finora ha lavorato bene, i riscontri con l'amministrazione e con l'ufficio tecnico del comune sono sempre stati positivi, c'è sempre stata e c'è comunque massima collaborazione e speriamo insomma che si riesca a sciogliere la matassa di questa piazza che ripeto oramai è diventata una barzelletta se già non lo è diventata e quindi veramente auspichiamo che in tempi rapidi si possa arrivare a una soluzione. Nessuno vuole gettare la croce sulle spalle di nessuno. Però è anche vero che magari un modo diverso di rapportarsi nello svolgimento dei lavori magari avrebbe aiutato i tempi a essere più rapidi e magari non ci sarebbero neanche stati gli avvicendamenti che poi nel frattempo si sono susseguiti. Così il sindaco di Rossano Veneto e vediamo anche invece un caso analogo, cioè gli operai bloccati alla bretella ferroviaria dell'aeroporto e qui siamo a Venezia, in crisi finanziaria la ditta incaricata dei lavori. Ieri l'incontro tra lavoratori e sindacati e il via alla cassa integrazione.
Tutela occupazionale, copertura salariale seppur parziale per 15 settimane, 83 dipendenti su 100 coinvolti nel cantiere. Parallelamente una parte del personale continuerà a essere impiegata con operatori di mezzi, ferraioli e carpentieri. L'organizzazione del lavoro prevede 5 squadre da 15 operai che si alterneranno con una settimana di attività e 4 di regime di contratto di solidarietà. Per quanto discusso nell'incontro tra i sindacati di CGIL, CISL e UIL, le lavoratrici e i lavoratori del consorzio Desium guidato dal gruppo Riziani De Ecker, queste sono le condizioni. Abbiamo avuto un incontro con l'azienda, con i responsabili della Desium, in modo tale di garantire una copertura per il momento e quindi un utilizzo di un ammortizzatore sociale. In questo caso si utilizzerà il contratto di solidarietà. I lavoratori si alterneranno con una settimana di lavoro e 4 di cassa integrazione straordinaria, quindi di contratto di solidarietà. E gli impiegati avranno un'alternanza al 50%. L'obiettivo è uno soltanto, spiegano i sindacati, ripartire il prima possibile con i lavori della bretella ferroviaria per l'aeroporto di Venezia. Da parte loro, i sindacati chiedono all'azienda chiarezza in merito al futuro del gruppo e quali prospettive ci siano per una pronta ripartenza. Un primo importante passo quindi è stato fatto. Adesso abbiamo bisogno di sapere informazioni, soprattutto sull'impresa madre, la Rizzani ed Ecker, perché è importante che questo cantiere, importante per il territorio, per lo sviluppo, riparta al più presto. Dal Salone Nazionale dell'Alto Adriatico il punto sul turismo nei litorali veneti e le sfide che la Regione deve affrontare. Spicca la ricerca di personale giovane e l'adeguamento dell'offerta alle nuove esigenze della clientela. Soddisfare e risolvere alcuni problemi di overtourism, dove abbiamo visto che il 73% dei flussi turistici spesso è concentrato sul 4% del territorio. Questa è la priorità. Dati che arrivano dalla Regione che confermano il Veneto e il suo litorale punto di riferimento per i turisti, circa 73 milioni. Nella costa, in 5 comuni, si concentra una ricchezza economica e turistica che è pari al 30% di tutto il turismo veneto. L'80% di quei 73 milioni si concentra invece su 20 comuni del nostro Veneto, e quindi questo cosa deve far ragionare? Sicuramente sappiamo che sono motori trainanti, ma devono essere sempre di più a servizio anche dei comuni limitrofi per cercare quella sinergia e non solo aumentare il numero di queste presenze, perché è il nostro obiettivo, quindi la quantità su tutto il Veneto, ma farlo su tutto il Veneto aumentando la qualità. Un obiettivo che la Regione si pone ma che trova numerosi ostacoli, sia in termini di viabilità che in termini di reclutamento di personale, nonché la necessità di ripensare l'urbanistica dei territori costieri per permettere agli operatori di risiedere. Sul tavolo ci sono già le soluzioni già proposte o già condivise con gli operatori, penso alla Via del Mare, penso al casello verso Bibbione e naturalmente la spiaggia di Caorle. Dobbiamo essere territori attrattivi e perché i giovani trovino lavoro nel turismo, nel commercio, nell'artigianato, dobbiamo dare delle risposte a delle esigenze primarie, quella abitativa e quella anche di servizi a 360 gradi, oltre che per la sanità anche per l'aspetto della formazione. È un lavoro importante che dovrà anche riavvicinare e dialogare insieme i giovani di una generazione che parla una lingua un po' diversa, ma sono anche convinto che se riusciremo a coinvolgerli maggiormente nei nostri progetti potremo anche ritrovare quel sistema che in tutti questi anni ha decretato poi il successo nel nostro settore. A fare da sponda i numeri, le persone. È ormai chiaro a tutti gli operatori che lavorano nel settore turistico come il modo di vivere la vacanza sia cambiato. Si cercano esperienze, sostenibilità, tranquillità e una comunità cittadina pronta ad accogliere queste esigenze. La Costa Veneta è il primo distretto per il turismo e quindi sicuramente ha superato la costa romagnola. Credo quindi che noi dobbiamo da questo primato farne derivare sicuramente un territorio in cui si devono arrivare delle risorse e anche una grande responsabilità, perché sia le istituzioni che i nostri imprenditori stanno continuando a lavorare, a formarsi, a investire. Si è spento oggi all'età di 85 anni Italo Varisco, maestro trevigiano del vetro e del cristallo.
l'annuncio del figlio Marco. Grazie maestro, ma soprattutto grazie immenso papà. Era stato proprio Marco qualche giorno fa, in occasione di una premiazione di Confartigianato, ad informare del peggioramento delle condizioni del padre. Originario di Murano, dove frequenta la scuola sperimentale del vetro, coltivando una passione tramandata dal padre. Le creazioni di Italo Varisco sono conosciute in tutto il mondo, custodite anche in musei o collezioni private. La nostra città perde uno dei suoi grandi maestri. Grazie al suo talento, Italo ha saputo parlare al mondo intero, partendo dal legame con la famiglia e da quell'amore ereditato dal padre e poi trasmesso al figlio Marco, a cui va il mio cordoglio e un abbraccio, ha scritto il sindaco di Treviso, Mario Conte, sui social. Sopravvissuto alla campagna di Russia, Giuseppe Bassi festeggia oggi 107 anni nella sua casa di Villanova di Campo San Piero. Prigioniero per 4 lunghi anni, il suo racconto è diventato un film. Giuseppe, cosa l'ha tenuta in vita? Qual era la sua forza di volontà? La famiglia a casa? Tornare per raccontare. Tornare per raccontare. Bisogna tornare per raccontare questa esperienza che abbiamo fatto, cioè che hanno fatto i superstiti, 100.000 sono morti. Non ha mai smesso di raccontare Giuseppe Bassi. Lo ha fatto 3 anni fa al microfono del vice direttore di Media Nord-Est, Ferdinando Avarino. Lo ha fatto con un docufilm, Bassilora, uscito nel 2019. Giuseppe Bassi festeggia 107 anni di vita ed entra nella pagina dei supercentenari d'Italia. Non lo avrebbe mai immaginato nei 4 lunghi anni di prigionia, dal 1942 al 1946, di cui ha conservato tutto nel cuore e nella mente. Cimelio prezioso, una reliquia, questo orologio. Perché si chiama Bassilora lei? Perché ero l'unico che era riuscito a conservare l'orologio in prigionia. Che è questo? È questo? Che è andato a aumento in tanti anni, passando in tante mani, perché siccome c'era l'ora di guardia durante la notte, non c'era nessun orologio nei prigionieri. No. Un orologio, quello di Giuseppe Bassi, che si era arruolato a 23 anni e la campagna di Russia aveva preso parte come sottotenente del 120° Reggimento Artiglieria Motorizzata, che ha il sapore della vita e della voglia di tornare per raccontare, come il piccolo lapis che Giuseppe Bassi utilizzò per fissare nella memoria i luoghi, la fame, le sofferenze, i compagni, disegnandoli sulle cartine delle sigarette. A fargli gli auguri anche l'amministrazione comunale di Villanova di Campo San Piero, con la sindaca Sara Gaiani e il presidente del Veneto Alberto Stefani. Auguri Giuseppe Bassi, grazie per non avere mai smesso di raccontare. E l'intervista che era stata realizzata 3 anni fa da Ferdinando Avarino. Stasera Focus a condurre Filippo Fois, io sarò a Mestre alle librerie Coop in Piazza Ferretto 66 per presentare il libro su Focus, storia, retroscena e segreti di un talk show di successo, con Maria Laura Faccini che mi intervisterà e ovviamente ingresso libero per chi vuole sapere tutti i particolari, non solo di questo del programma, il nostro dibattito televisivo serale, ma anche la storia di Media Nord-Est, dell'emittenza privata nel Nord-Est, è invitato a partecipare, ci farà molto piacere. Chi non potrà essere presente potrà seguirci in diretta streaming sulla pagina del Comitato Progetto Comune. È tutto per oggi, grazie molte ai nostri registi Mattia Pizzai e Andrea Basso, arrivederci, buona giornata.